Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Incidente stradale lungo le strade siciliane, da aggiungere a un bilancio gravoso in continuo aumento nei giorni scorsi. Questa volta l'impatto ha avuto luogo lungo la strada statale 186 di Monreale, in località Borgetto, in provincia di Palermo. Il sinistro, che ha coinvolto 2 veicoli, ha visto causare 2 feriti, anche se per il momento rimangono sconosciute le condizioni di salute dei rimasti coinvolti. Ancora un incidente stradale dopo quello verificatosi lungo la strada statale 186 di Borgetto. In questo caso l'impatto ha avuto luogo lungo la Comiso per Santa Croce Camerina intorno alle ore 6:40 del mattino sulla strada provinciale 20. I veicoli interessati hanno riportato vistose ammaccature e vetri in frantumi. I carabinieri di Catania Fontanarossa hanno svolto un controllo straordinario finalizzato al contrasto del fenomeno dell'abusivismo nel settore del noleggio autoveicoli con conducente. Le verifiche eseguite dai militari hanno portato alla denuncia di 9 autisti e nei confronti di 7 di essi la segnalazione alla Camera di Commercio conseguente al fatto che non fossero iscritti al ruolo dei conducenti. L'incidenza settimanale sale a 353 casi Covid ogni 100.000 abitanti, contro i 307 precedenti, e l'indice RT medio sui casi sintomatici sale a 0,88 dallo 0,83, restando comunque sotto la soglia epidemica. Sale al 2,5% il tasso di occupazione in terapia intensiva, che era al 2% la settimana prima, e all'11% dal precedente 10% quelle in aree mediche. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.